Bene, eccoci insieme anche oggi. È davvero con piacere, sottolineo la parola con piacere, che ospitiamo Rachele Scarpa, che è la coordinatrice della rete studenti medi del Veneto. Salve a tutti. Salve. Sottolineo con piacere perché è soddisfazione scoprire ancora ragazzi che abbiano voglia di fare politica. Nel caso specifico poi il fatto che a capo di un movimento politico ci sia una donna, una ragazza, e devo dire che ho scoperto prima, è merito suo, il bellissimo slogan del loro congresso regionale, l'8º congresso regionale. È nostro questo cielo contemporaneo, che io trovo veramente una bellissima idea. Allora, innanzitutto da dove deriva questo titolo? Beh, il titolo è liberamente tratto da una poesia di Pagliarani che si chiama La ragazza Carla, che in un verso appunto cita questo cielo contemporaneo che noi abbiamo un po' riportato alla nostra realtà, alla nostra quotidianità, abbiamo voluto rileggere e di cui abbiamo voluto anche dichiarare di prendere possesso e di riprendere protagonismo sotto questo cielo contemporaneo che spesso ci sembra nuvoloso, ci sembra faticoso da affrontare, ci sembra confuso, molto veloce. L'intento insomma del nome del congresso in generale era di dire che gli studenti vogliono essere protagonisti, vogliono prendere possesso del cielo, del futuro e dell'orizzonte insomma che hanno, quindi questo era un po' il senso insomma. Devo dire che pensando al passato, cioè gli slogan studenteschi erano spesso molto determinati, molto forti, se vuoi anche per certi versi onirici. Però il fatto di aver pensato alla poesia, devo dire, è un elemento di dolcezza probabilmente femminile. Beh sì, questo insomma è una cosa che è molto anche un po' mia personale, io faccio lettere antiche quindi sicuramente ho questa tendenza. Poi comunque la poesia è secondo me sempre molto potenzialmente rappresentativa di qualsiasi situazione, che sia studentesca o che sia reale o quotidiana, insomma, dipende tutto da come la si legge e come la si riesce a riportare alla propria realtà. Dato per scontato che Rachele Scarpa sia brava, ma voglio arrivare alla provocazione, è stato difficile diventare coordinatrice o nella vostra organizzazione c'è una reale parità dei sessi? Qual è il giudizio? È assolutamente indifferente il sesso nella scelta di chi alla fine ricopre un ruolo piuttosto che un altro. Io non sono la prima coordinatrice femmina, ce ne sono state altre. C'è stato anche in questo momento sì. Gli ultimi 3 sono stati uomini. Noi siamo bravi a toglierci le responsabilità, eh? No, è il 4º congresso, cioè prima di me ci sono stati 3 uomini e prima ancora una ragazza. Poi ad esempio in questo momento tutte le città, tutte le realtà della rete degli studenti medi nelle varie città del Veneto sono coordinate da ragazze. Ma dai! Sì, siamo in questa situazione al momento. Dai, quindi voglio dire una mosca bianca. Insomma. Sì, è che per noi anzi è spesso il problema è inverso, cioè a volte abbiamo quasi una carenza maschile. Non so spiegarmi bene il motivo, diciamo che lo prendiamo nel suo aspetto positivo, ma cerchiamo sempre di bilanciare. Forse ci piace di più il calcio a noi altri. Sì, può essere. Allora, avrei dovuto chiederlo all'inizio, ma lo chiedo adesso. Chi siete? Cos'è la rete studenti medi? La rete degli studenti medi è un sindacato studentesco. Significa che è un'associazione fatta da studenti per gli studenti che si occupa sia di difendere i diritti degli studenti all'interno della scuola e quindi di andare a risolvere quelle che sono dalle problematiche piccole a quelle grandi, che siano i problemi in alternanza scuola-lavoro, che siano i casi di bocciature ingiuste, ma è un'associazione anche che cerca di fare politica un po' più ad ampio respiro. Siamo orientati a sinistra ma siamo apartitici e di conseguenza trattiamo un gran numero di tematiche sì, vedo, sull'attualità. Siete particolarmente vivaci, insomma. Avete celebrato la giornata della memoria, ma vi siete incontrati con l'assessore Donazzano, l'assessore regionale all'istruzione. Sì, prendete spesso posizione. Sì, all'assessore Donazzani in particolare abbiamo fatto, è da 2 anni che facciamo una richiesta molto precisa che è una legge regionale sul
diritto allo studio in Veneto, che al momento è particolarmente insufficiente, perché sono 4 facciate che contengono qualche norma su dei buoni scuola che dovrebbero sopperire ai bisogni degli studenti, quando in realtà noi riteniamo che una legge sul diritto allo studio, quindi su tutto quell'ambito che garantisce agli studenti di andare a scuola, debba essere molto più articolata e debba passare per l'edilizia scolastica, per i trasporti, per l'accesso alla cultura, per l'alternanza scuola-lavoro, anche adesso perché ci sono nuove esigenze che stanno nascendo, e crediamo che vada scritta in modo partecipato e orizzontale soprattutto. Quindi l'ultima volta che l'abbiamo vista le abbiamo chiesto di convocare un tavolo di confronto con le rappresentanze studentesche, in modo da poter cominciare finalmente a stendere questo testo di legge, che è il grande assente in Le Veneto. rappresentanze studentesche sono le associazioni come la vostra, Sì. o sono il consiglio dei delegati? Diciamo che noi abbiamo chiesto all'assessore che fossero presenti sia i rappresentanti istituzionali degli studenti, quindi presumibilmente si sceglierà di chiedere alla consulta provinciale degli studenti nei suoi rappresentanti regionali. Noi abbiamo chiesto anche una partecipazione delle associazioni studentesche, in quanto i soggetti con un po' più di anche competenza tecnica e politica sull'argomento. Insomma, l'assessore chiaramente non ha una storia che la porta a riconoscere questo tipo di impegno in modo ufficiale, ma noi continueremo. Sì, esatto. Prima è stato detto, allora, rete studenti medi orientata a sinistra. Sì. Sulla buona scuola cosa pensate allora? Beh, noi ci siamo espressi come contrari alla buona scuola. Non ci è piaciuta come riforma, aveva dei problemi strutturali molto forti. Riprendendo il discorso del diritto allo studio, è un assente nella buona scuola, non se ne parla minimamente, e questo sicuramente è stata una nota di demerito per quanto ci riguarda, così come l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro, che adesso sta facendo molto notizia, no? La buona scuola ha istituito 200 ore obbligatorie nel triennio per i licei e 400 nei tecnici e nei professionali, e per quanto noi riteniamo che l'alternanza scuola-lavoro sia uno strumento valido, perché in questo periodo non collegare istruzione e lavoro rischia di essere molto dannoso per il futuro, riteniamo che averla istituita così, averla resa obbligatoria senza processi graduali che portassero le scuole ad attuarla bene, abbia portato soprattutto nei licei a moltissime problematiche di impreparazione delle scuole, impreparazione dei tutor, impreparazione delle aziende stesse. Molte volte i ragazzi sono costretti a pagarsi i trasporti oppure i pasti per quando vanno in alternanza scuola-lavoro. Tutto vero, però in Italia insomma talvolta ci vuole un po' una cura da cavallo per riuscire a fare le cose. Sì, ci vogliono Perché gli se no... scossoni, noi diciamo che poteva essere fatto molto meglio, per quanto positivo appunto. Cioè, siamo assolutamente favorevoli all'alternanza come pratica. Spesso non viene letta come metodologia didattica, che è quello che dovrebbe essere, ma più come mandiamo i ragazzi a lavorare da qualche parte per un po', senza nessuna costruzione vera, insomma. Com'è oggi la situazione di partecipazione degli studenti alla vita scolastica o alla vita sociale più in generale? Siamo in un periodo di grosso calo, ma è una cosa che riscontriamo da anni. Stiamo andando verso una società che è sempre più individualista, sempre più influenzata comunque anche dal social, dalla velocità e dai modi di comunicare del social, e noi riscontriamo spesso molta solitudine, ma solitudine intesa anche proprio come poca, non quasi voglia, ma poca capacità di aggregarsi attorno a delle idee, di costruire progettualità tra gli studenti, non tanto per colpa loro, perché non c'entrano molto, ma per colpa appunto di tutto ciò che sta attorno, a partire dal sistema scolastico, diciamo, che non incentiva un vero confronto, non incentiva il creare un'opinione critica. Spesso è molto mortificato questo lato, anche nel modo in cui si fa scuola, quindi sicuramente non è il periodo più felice, insomma. Beh, e cos'è che invece ha portato Rachele Scarpa a fare una scelta diversa? Io sono inciampata nella rete degli studenti medi in prima superiore, partecipi alle riunioni un po'
spesso un po' a caso. Io ci sono andata perché c'era un ragazzo che mi piaceva veramente. Vabbè, un motivo vale l'altro. Cioè, un motivo vale l'altro, poi chiaramente partecipando e continuando a partecipare ti rendi conto che sei in una realtà che è nazionale e che quindi coinvolge un grande numero di persone, che è coinvolgente perché abbiamo dei meccanismi di partecipazione che, se ti impegni, ti consentono veramente di determinare quello che succede nell'associazione, che ti dà uno sguardo molto più ampio su tutta l'Italia, sugli studenti del tuo paese, e ti ci affezioni e, insomma, continui a farlo con passione. Poi dipende da persona a persona, insomma, certo, come si inizia. C'è chi inizia con una manifestazione, c'è chi inizia con un'iniziativa passando E che idea avete della politica? Noi crediamo che la politica sia la soluzione, insomma, noi vorremmo andare un po' in controtendenza rispetto a tutto questo sentimento di apolitica, di disaffezione che c'è, anche se è molto faticoso. Diciamo che non è una scelta semplice quella di dire vogliamo fare politica e vogliamo anche stare dentro i meccanismi della politica e parteciparvi e influire. Anzi, spesso mette molto in difficoltà la situazione che c'è adesso, insomma, vedere i populismi come prendono, vedere l'avvento delle nuove destre, insomma, del modo in cui si danno risposte a tante situazioni, tende a scoraggiare. La nostra scelta dell'impegno anche sindacale è un nostro modo per partecipare alla vita politica e per viverla, insomma. Complimenti. Grazie. Grazie a Rachele Scarpa, a cui, insomma, non possiamo che augurare buon lavoro. Lo ricordiamo, grazie. Lei è la coordinatrice della rete degli studenti medi del Veneto, sindacato degli studenti. Grazie. Grazie a voi, alla prossima. Arrivederci.